Salve a tutti, l'approfondimento di oggi parla dell'idrovia ma dal punto di vista dell'agricoltura. Abbiamo con noi Luca Lazzaro della CIA di Venezia che cifra alla mano dice che i danni provocati dall'alluvione del 2010 avrebbero potuto, utilizzando soltanto una parte del denaro speso per il risarcimento, avrebbero potuto davvero risolvere la questione proprio finanziando l'idrovia, giusto? Giusto, sì. Pensiamo che i danni dell'alluvione del 2010 ammontano a circa 2 miliardi. Con solo il 20-25% di quella cifra noi avremmo potuto costruire e scavare l'idrovia e mettere in sicurezza un territorio molto più vasto di quello interessato da quell'alluvione. Quindi stiamo parlando di un'opera che ci servirebbe e può essere fatta alle svelte, con relativamente poca spesa, e per paragonarla al costo di altre opere siamo per esempio a un 1/20 del costo della Romea commerciale, e ha un plus, cioè funziona sia da scolmatore, quindi mette in sicurezza un territorio molto vasto e permette agli agricoltori di fare produzione e impresa in modo sicuro e conveniente. Può fungere da canale idroviario, quindi può permettere di trasportare container. Una sola chiatta ne può portare circa un centinaio, quindi una chiatta toglie 50 container dalla strada, dico 50 camion dalla strada. E l'idrovia ha anche un'altra funzione: può essere riempita quando l'acqua è tanta e tenuta lì. Può fare da invaso, bacino di invaso. Ecco, qui parliamo dell'agricoltura, no? Sì. Un'agricoltura che spesso soffre la siccità perché non ci sono invasi e poi soffre appunto quando ci sono le alluvioni. In particolare l'agricoltura veneziana quanto ha subito negli ultimi 3 anni? Beh, quest'anno la siccità non si è fatta sentire, anzi abbiamo avuto il problema contrario dell'eccessiva piovosità, ma nelle ultime 2 estati ricordiamo che abbiamo perduto i raccolti dei seminativi in percentuali variabili dal 40 all'80% a causa della siccità, per non parlare poi dei danni alle orticole e alle frutticole. Dunque avere un bacino, si parla di 8-10 milioni di metri cubi di acqua invasabili nell'idrovia, che io posso giocarmi nelle estati siccitose, significa veramente dare una boccata di ossigeno alle imprese che stanno a est del Brenta Cuneta, fino a Codevigo, fino a Pieve di Sacco, poi col sistema dei canali secondari. Inoltre permette di mantenere più pingue la falda sotterranea, e quindi contrastare efficacemente la risalita del cuneo salino. Benissimo, direi che è stato molto esaustivo, grazie per essere stato con noi e grazie per essere venuto a parlare di un'opera che tutto il territorio sembra desideri davvero ardentemente, molto di più di una strada. Grazie mille, arrivederci. Perfetto.